Ci siamo, questa è Una Mela al Giorno, la trasmissione radiofonica sulla sanità. Io sono Simone Girardin, in attesa dell'arrivo, naturalmente per vostra fortuna, come sempre, di Luciano Bresciani. Voglio però rubarvi, prima della pausa pubblicitaria doverosa delle 13:30, parliamo un incontro con è un amico, è un giornalista. Si chiama Eugenio Cipolla, ha scritto un libro che è in stampa proprio in questi giorni, si intitola Questa è la sinistra italiana, è un j'accuse, insomma, non solo sull'ultimo governo Renzi, ma sulla, insomma, la politica portata avanti in generale dal centro-sinistra su diversi temi. Eugenio, credo che tu sia in linea intanto, in diretta. Ciao Simone, buongiorno. Buongiorno a tutti, anche i radioascoltatori di Radio Padania. Ciao Eugenio, beh, insomma, inconfondibile, insomma, il tuo accento romano, vero? Grazie, no, ora romano no, insomma, però italiano. Come si sta intanto lì? Come stai? Dai, bene, insomma, senza sì, si starebbe molto meglio. Questo c'hai ragione. Voi dovete sapere che Eugenio l'ho conosciuto quando ero inviato per la stampa parlamentare per il quotidiano La Padania. Ci siamo incontrati, insomma, a seguire la commissione Schengen che trattava proprio il tema dell'immigrazione clandestina. Il presidente allora era Margherita Boniver, se non ricordo male, Eugenio, giusto? Sì. Esatto, era lei. E quindi abbiamo fatto diversi giri, abbiamo raccontato, insomma, il tema dell'immigrazione clandestina. Siamo stati soprattutto a Melilla, che era l'enclave spagnola in Marocco, insomma, delle esperienze sicuramente interessanti. Abbiamo raccontato, poi c'è stata la Libia, insomma, sono tante vicende. E allora io proprio da questo vorrei partire, Eugenio, perché so che nel libro, poi naturalmente ci darai anche tu il titolo, io l'ho detto, questa è la sinistra italiana, spero di non aver sbagliato. Il titolo è esatto. Ma è scritto a più mani? È scritto a più mani, l'abbiamo scritto io, Silvia Cirocchi e Riccardo Ghezzi, che sono insomma altri due ragazzi che come me hanno voluto fare questa, diciamo, opera per mostrare agli italiani il vero volto della sinistra. E qual è il vero volto della sinistra? Guarda, è una sinistra che senza dubbio, insomma, persegue una continua doppia morale. Se noi pensiamo a tutto quello che stiamo vedendo in questi giorni, con gli scandali Mose, Expo, Mafia Capitale, ci rendiamo conto di come alcune cose valgano per gli altri ma non valgano per loro. Ma certo. E quindi in questo libro abbiamo deciso di raccontare tutti quegli aspetti, insomma, curiosi, tra virgolette, diciamo, che loro hanno portato, insomma, che sono avvenuti in questi anni. E all'interno parliamo anche, come dicevi tu, del problema immigrazione, parliamo della loro doppia morale. Loro, insomma, perseguono una doppia morale anche su questo, se pensiamo. Devo dire che no, anche il PD c'ha i suoi sottosegretari indagati, naturalmente. Esatto. Per la rabbia dell'NCD, che ha dovuto far dimettere il proprio ministro, appunto, delle infrastrutture. Due pesi e due misure, insomma. Ma guarda Simone, io non sono un difensore di lupi. Però la frase di Renzi, io me la ricordo, i sottosegretari indagati restino al loro posto. Bellissima, mi piace un cazzo. Esatto, insomma, diciamo che, come dire, la morale vale per alcuni, insomma, vale una morale, per loro vale altri. In questo loro sono rimasti molto comunisti, nel senso che, come dire, ora può sembrare strano citare il termine comunismo con Renzi, perché sappiamo che Renzi è un boy scout, è un ex democristiano, insomma è uno che si traveste da socialdemocratico ma che in realtà ha dentro di sé la solita natura comunista, cioè il comunista che si scaglia contro la corruzione e il malaffare, quando insomma poi hai un partito pieno di corrotti e malaffaristi. Tornando al discorso dell'immigrazione, sì. All'interno del libro denunciamo anche questa doppia morale su, ad esempio, i CIE. Loro li hanno definiti posti che violano i diritti umani, posti che, come dire, riducono all'omicidio la dignità dell'uomo, quando loro sono loro stessi che hanno creato i CIE. Infatti è stato un governo di sinistra istituirli, il governo Prodi con la legge Turco-Napolitano, anche se poi la stampa di sinistra ha dato la colpa alla Bossi-Fini, che non c'entra nulla in questo. E perché sono stati creati questi posti? Chi li gestisce? Li gestiscono le coppe di sinistra, le coppe rosse, insomma. Quindi loro e non solo. Sì, loro insomma lucrano sulla pelle della povera gente, soprattutto sulla pelle degli italiani. È assurdo pensare che
oggi un clandestino, insomma, che viene ospitato in queste strutture possa costare fino a 1.000 euro al mese, quando una pensione sociale non arriva nemmeno a 500. Quindi insomma sono due le cose: o chiediamo anche noi asilo politico, rinunciando alla cittadinanza italiana, o mettiamo fine a questo scempio. Ed è quello che un po', insomma, ha fatto nella 2 giorni la Lega, tra l'altro, che ha fatto firmare, insomma, i moduli per chiederlo, perché a quanto pare i vantaggi, anzi no, a quanto pare, la realtà è che i vantaggi effettivamente per i clandestini sono maggiori rispetto a quelli degli autoctoni, dei residenti, insomma, degli italiani. Esatto. Ecco, è arrivato con noi, ti interrompo, scusami, Eugenio, Luciano Bresciani, che è stato assessore alla sanità in Regione Lombardia, un cardiochirurgo. Questa è una trasmissione di sanità, abbiamo divagato un attimo perché ciao Luciano, intanto. Ciao. Per mia e per vostra Saluto fortuna tutti. Lo dico sempre. Saluto a tutti. È la mia autostrada che non funziona, no? 6 km e mezzo in prima è Expo per sta uscire arrivando, a Cormano. Quando arriva l'Expo Eugenio Cipolla è prima di tutto un amico, ma è anche un collega, un giornalista come me. Ha scritto un libro, questa è La sinistra italiana, a più mani, con Riccardo Ghezzi e Silvia Cirocchi. Stavamo parlando un attimo in stampa proprio in questi giorni. Senti, qual è la casa editrice, Eugenio? Eclettica. Okay, Eclettica. Dai, diciamo anche quanto costa, così almeno. Costa 15 euro, però sono 15 euro ben spesi. 15 bravo. Euro per accorgersi di quanto insomma sia mediocre questo governo anche in tema di immigrazione, insomma. Guarda che c'è Luciano Bresciani che ti vuol fare una domanda, ti marchia subito adesso. Eccomi qui. No, è un commento, complimenti per il lavoro. Volevo dirti che, senza sorridere troppo, io credo che potremmo chiedere l'asilo politico, visto che viviamo in uno stato tirannico che ha escluso il Parlamento d'effetto, adesso poi fa fuori il Senato e fa il dopolavorismo dei signori delle regioni, ma non si combinerà proprio niente di interessante. Abbiamo l'esperienza dello stile stalinista che non ha fatto un grande successo per l'umanità, devo dire. E, insomma, tanto che dubito anche delle origini genetiche dei toscani, perché somigliano molto nella loro impostazione, senza offenderli, voglio dire, si fa solo critica politica. Nella loro impostazione sono molto totalitaristi, sono molto felici. Però c'è anche un'altra cosa, poi taccio. L'altra cosa è che i nostri cittadini non sono andati a votare, cioè hanno rinunciato all'unica cosa che poteva essere il senso della democrazia. Non andando a votare, l'ha detto, e adesso qui faccio il Ganassa che tira fuori il Platone del liceo. Plato ha detto: quando non c'è la democrazia c'è la tirannide, e quindi ce lo siamo anche un po' guadagnata, perché non abbiamo diciamo che c'è stata una degenerazione anche genitale nel nostro sistema, perché è difficile trovare qualcuno che abbia i coglioni. Eugenio, senti, ma il libro quindi parla del tema dell'immigrazione, che è un tema, come si dice, si definisce caldissimo, e poi insomma parla anche di partiamo noi da Togliatti, insomma, prendo lo spunto da quello che ha detto Luciano Bresciani, che insomma ringrazio per i complimenti e per il commento che mi ha appunto dato questo spunto, e parliamo insomma anche di questi aspetti loro, insomma, della vicinanza che hanno avuto allo stalinismo, pure se lo hanno negato ampiamente. Parliamo della figura di De Benedetti, uno che ad esempio non ha nemmeno avuto il coraggio di scendere in campo direttamente per sfidare il centrodestra, uno che si serve sostanzialmente poi di pupazzi che sfruttano il suo gruppo editoriale per, come dire, come un trampolino per conquistare visibilità e potere. Poi credevo al Monte dei Paschi di Siena parliamo insomma anche di quello, parliamo anche delle leggi tra virgolette ad persona, anche se sono fatte per favorire i grandi gruppi di influenza come appunto banche come MPS. Poi parliamo anche di Romano Prodi e di tutte, insomma, il genio dell'euro. Esatto, il genio dell'euro è quello che ci ha rovinato poi. Sì, scusa questi piccoli commenti che faccio dentro mentre tu parli, perché così rendiamo vivace appunto, meglio così. Sì. E poi parliamo anche di un altro aspetto che loro hanno nascosto molto bene, che è il Forteto, che è questa struttura di accoglienza per minori che veniva gestita da queste coppie di sinistra, dove all'interno venivano delle violenze, e insomma è una storia che nessuno sa molto bene. Infine parliamo anche di Napolitano, che poi è il vero responsabile della situazione che stiamo vivendo, perché Napolitano è stato l'artefice
della caduta del governo Berlusconi. Insomma. Eugenio, non so quanto starà fuori questo libro a questo punto, quando verrà ritirato. La sintesi è molto buona. Abbiamo il numero di telefono, lo diamo il numero di telefono per intervenire in diretta. Poi Eugenio ti lasciamo perché siamo cosa da in dire pausa. Con l'amico Eugenio, un'altra cosa da dire. Prego, pensavo a Togliatti, non di scuola stalinista, io penso che non è stato un buon allievo di Stalin, perché ha dimostrato che Napolitano invece sì che è stato un buon allievo, perché ha fatto 4 governi non votati dalla democrazia, quindi 4 governi in stile comunista, quindi il vero allievo di Stalin si chiama Napolitano, no? Poi andiamo in pubblicità, Luciano. È stato bravo perché neanche Togliatti si è arrivato. Eugenio, stai con noi. Faccio come si dice, qualcosa che non è mio solito fare. Ma sì, insomma, ma è bello, stai con noi, dai. Così. 1 minuto e mezzo e poi torniamo in diretta, Eugenio. Fino al 60% di sconto. Da Combi per gli ultimi giorni con gli incredibili sconti di primavera. Tutta la collezione donna, uomo e accessori fino al 60%. Affrettati, dura solo pochi giorni. Combi per Loves Italy. Commissario Dixon, abbiamo fermato il sospetto. È una donna. Correva continuando a ripetere spendi e riprendi. Commissario, non potevo aspettare. Nel mio supermercato è cominciata l'operazione spendi e riprendi. Ma ispettore, la lasci andare. È un'occasione da non perdere. Spendendo almeno 10 euro tra Dixon, Vernel, Perlana, April, Nelson e Bref, c'è un premio sicuro. Un buono spesa da 10 euro da usare nel tuo negozio di fiducia. E su Dixon.it c'è anche di più. Allora la seguo al supermercato. Operazione premi valida dal 31/1 al 3/7/2015. Regolamento su Dixon.it. Allora, cambio dei maglioni. Fatto. Cambio giacche. Fatto. Cambio scarpe. Fatto. Cambio gomme. Per alcuni il cambio di stagione è un impegno. Per noi di Peugeot solo un piacere. Cambi le gomme con il 25% di sconto e hai un buono da 40 euro per successive operazioni di manutenzione. E nelle concessionarie Peugeot valutazione del tuo usato e possibilità di effettuare un test drive su tutta la gamma. Ti aspettiamo a porte aperte fino a sabato sera. Peugeot. Info su Peugeot.it. Scade il 30 maggio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Pentadent sostiene la prevenzione. Questo mese il check-up completo non ti costa nulla. Vieni a trovarci. Visita, eventuale panoramica e piano di cure sono eseguiti con la massima professionalità e se la tua bocca lo necessita, potrai effettuare anche una visita specialistica con un nostro ortodontista e implantologo. Scarica subito il coupon prevenzione dal sito pentadent.it o chiama l'800 700 860 800 700 860. Edilbona, lattoneria per edilizia, impermeabilizzazioni, rifacimento tetti con tegole e pannelli coibentati di qualsiasi forma. Edilbona, lavori con piattaforma aerea fino a 20 metri. Edilbona, ad Arcisate Varese in via Bevera. Informazioni al 348 22 94 662. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Se avete tanta voglia di dormir bene, venite alla Mondoflex. Tanti nuovi prodotti di altissima qualità a prezzi decisamente contenuti. Vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Ci siamo tornati in diretta con Una Mela al Giorno. Io sono Simone Girardin, al mio fianco, per mia e per vostra fortuna, c'è sempre Luciano Bresciani e in diretta dovrebbe esserci sempre anche lui, Eugenio Cipolla. Giornalista è piacevole questo salotto fatto così. E fresco scrittore del libro Questa è la sinistra italiana. Allora Detto, ci diamo del tu visto la correligionarietà, almeno nelle idee, nei pensieri. Il discorso è questo. Io sono convinto che è stato più bravo Napolitano, cioè ha applicato il manuale in un modo favoloso. Hai visto che adesso Renzi è andato da Obama per riscattare il premio, Hai visto? Dopo che ha ottenuto questo, abbiamo viaggiato negli Stati Uniti, no, sai che ho fatto quello che mi hai detto tu.
Eugenio, dimmi, scusami. Beh, no, devo dire, insomma, anzitutto ringrazio Bresciani per, insomma... No, ringrazio te. Gli attestati di stima, insomma. Esatto, quegli attestati di stima per l'estetica, insomma, con cui mi sta trattando. Su Napolitano mi trovo abbastanza d'accordo con Luciano, perché insomma Napolitano è quello che ci ha imposto le cose più assurde, come diceva prima giustamente lui. Certo, insomma, Togliatti, come dire, è uno che storicamente verso Stalin ha avuto un ruolo importante, è stato il suo viceré in Spagna durante la guerra civile, è stato un importante membro del Comintern, è stato uno che si è salvato non perché era bello, ma perché è stato furbo, perché ha trasformato il Partito Comunista Italiano in un appendice di quello sovietico. E poi ovviamente Napolitano, come giustamente diceva Bresciani, ha applicato alla lettera tutti quelli che sono stati gli insegnamenti di Stalin e anche di Togliatti. Anche in tema di immigrazione. Eugenio, questo è un paese strano, perché noi abbiamo un segretario di un partito che un giorno è andato da Napolitano e ha detto al premier stai sereno, e poi l'ha cacciato via pedate nel sedere, ma questo onestamente non è stato eletto da nessuno, cioè l'avranno eletti Fiorentini allora da sindaco di Firenze, però oggettivamente ha cacciato da segretario di un partito un premier, un presidente del Consiglio, e ha preso le sue deleghe, non solo le sue deleghe ma di quelle di tutti i ministri, perché sostanzialmente io credo che non ci sia uno e trino lui. Io credo che non ci sia nulla da insegnare, ma è il confronto di queste cose che è interessante. Per esempio, paese strano, perché uno è andato da chi sostiene l'ordine mondiale, la Trilateral, la Tribank, l'Asian Pacific Bank è impossibile che riesca a farla, perché nel conflitto che c'è fra l'Australia, il Giappone e l'India nei confronti della Cina e il Tonchino, è difficile fare l'Asian Pacific Bank, ma due le hanno fatte delle tre che si sono posti, no? Uno si chiama Federal Reserve e l'altro si chiama Fondo Europeo. No? La BCE, dici? La Banca Centrale Europea? Certo, sono le due banche della Trilateral, la terza manca. Il sogno dell'ordine mondiale, capisci, sta svanendo, ed è anche svanito, non so se leggo la politica correttamente, ed è per questo che mi piace questo colloquio, perché di solito le critiche mi fanno crescere. Il discorso è anche un altro, no? Il discorso è sì, ma quali sono gli attori? Riconosciamo che governa l'Europa, l'asse franco-tedesco. Abbiamo visto il ritorno di Hollande. Quando nessuno ci avrebbe scommesso nulla. Semmai. Sì, scusami, il ritorno di Sarkozy, mi sono sbagliato, volevo dire Sarkozy, quando nessuno avrebbe speso una lira dopo l'evento Carlà, no? Insomma, è tutto il discorso, ma lui sotto lavorava tranquillo come un sottomarino, hai capito? E tendeva le reti. Allora tu capisci bene che il ponte è molto semplice, no? Si tratta di un sistema che chiamano massoneria progressista. Io non voglio mica neanche criticarlo. Sicuramente nel libro di Eugenio Cipolla il materiale non è mancato da vive, no? Vive. Esattamente, anche in questo io volevo aggiungere... Vive, no? Volevo aggiungere una notazione alla giusta osservazione di Luciano, insomma, sul fatto ma non che farmi i complimenti, fammi le critiche che cresco con quelle. No, perché ci troviamo talmente d'accordo che io non posso solamente accogliere, anzi aggiungere il fatto che questa sorta di sudditanza di Renzi verso Obama ci ha causato un sacco di danni anche con le sanzioni alla Russia. Però adesso c'è un segnale che quell'altra parte, quella diciamo oligarchica per intendersi, questo naturalmente non pregiudica il mio giudizio non negativo su alcune espressioni massoniche, perché io ho degli amici massoni che sono persone oneste, io non sono massone, però li trovo, e quindi qui bisogna che capiamo che quando Stalin ha fatto l'infiltrazione nella lobby della massoneria progressista, l'ha fatta per infiltrare il comunismo dentro i massoni, no? E ci è riuscito bene. Sì. Qui adesso però c'è una cosa, che Obama è in failure, perché non ha più i voti, e quindi stanno dandogli un segnale. E poi c'è un'altra cosa, che vedi che si sta muovendo il mondo progressivamente contro le COP, contro di qua, contro di là, il mondo, il Papa, eccetera, e pare che il regno di Obama, insomma, ha un cittadino però, che non si occupa di politica, sembra svanire, perché la Trilateral non c'è, perché non c'è il resto, i danni ci sono,
però noi possiamo sempre risorgere perché noi abbiamo una forza enorme e le piccole e medie industrie possiamo farli crescere se viene un governo che ci aiuta. Quindi io, e finisco, voglio sottolineare la responsabilità di questi eventi non solo per gli attori principali, ma per chi ha permesso di scrivere il copione, che sono i cittadini che non hanno votato. Quindi coraggio ragazzi, se non vogliamo andare a finire dentro nel nel calderone, nelle foibe del Mediterraneo, direi di più, capisci? Perché questa è una cultura di quel genere e dobbiamo votare. Votate chiunque, ma esprimete la democrazia. Votate chiunque, ma esprimete la democrazia. Non può mandare un segnale forte. Non fatemi vergognare. Quando io per ragioni di lavoro devo andare all'estero e incontro magari gli spagnoli e mi guardano come dire: oh, poveretti quelli lì. Hai capito? Dico gli spagnoli per dire, perché i catalani, per esempio... Eugenio, senti, ma nel libro tu ti sei confrontato con una realtà, quella attuale, che raccontata dal Premier è tutta rose e fiori, e gli 80 euro che sembrano per qualcuno aver comprato il voto di qualche povero stolto, il di un mondo per che tagliare i soldi aziende... della sanità e renderla privata, perché questo è l'altro percorso. La sanità, tra l'altro, Eugenio, ti annuncio, perché questa è una trasmissione, siamo andati un po' fuori campo, ma con piacere occupiamo di sanità. E l'ultimo incontro, adesso c'è stato lo stop delle regioni che hanno un po' alzato la voce, però è stato rinviato al prossimo 23 aprile, però sul tavolo ci sono poco più di 2 miliardi e mezzo di ulteriori tagli per la sanità. Questo è una però il tesoretto. Però naturalmente poi c'è il tesoretto e c'è gli 80 euro da regalare che poi diventano 36 euro netti. Nel libro abbiamo dedicato... Le aziende chiudono, insomma, Eugenio, io volevo capire se sbagliamo noi, vediamo una realtà che è quella dei matti, cioè quella di Simone Girardino, Luciano Bresciano e tanti altri, oppure invece io credo che sia Renzi a vivere, a guardare una realtà di matti, nel senso che siamo noi quelli normali, insomma lui quello come dire meno normale rispetto a noi, perché vive in una realtà parallela. Più che matti sono scimmie. Più che matti sono scimmie, no? Hanno il comportamento dei... Sai quelle scimmiette che c'erano nei giardini, che per avere la nocciolina facevano tutte delle scenografie pazzesche. Queste qui, no? Prego Eugenio, vai avanti. Quando la pressione fiscale aumenta in questa maniera così vertiginosa, quando vediamo anche che c'è scritto anche addirittura nel DEF, c'è stato scritto, arriva lui in conferenza stampa che dice le tasse non aumenteranno, le tasse non sono aumentate. Cioè, facciamo i conti con la realtà. Abbiamo piccole imprese che stanno morendo di tasse, cioè imprese che pagano il 70% di quello che guadagnano, ma scherziamo? Ma sì, ma Eugenio, io sono figlio di commercianti, o meglio, sono figlio di 2 insegnanti al liceo classico che sono usciti dalla scuola, credo forse gli unici in questo paese, per andare ad aprire un negozio a Varese. Sono figlio di commercianti e so bene cosa voglia dire tirare su la Claire tutte le mattine, prendere una pensione poi da fame dopo tantissimi anni di lavoro e di sacrifici, perché poi quando l'attività è la tua ci metti il doppio delle ore degli impegni, naturalmente. La cosa importante è che il politico, in questo caso il governo, dovrebbe capire che cosa sono gli studi di settore, che non possono per esempio chiederti 20.000 euro il primo giorno di lavoro in cui tiri sulla Claire per pagare l'INAIL e l'INPS, e c'è un distacco con la realtà, con la quotidianità che è immenso. Quindi il titolo mi piace molto, volevo sapere da dove era nato. Questa è la sinistra italiana. Per capire ci vuole da una parte la cultura e dall'altra parte non ci vuole il conflitto di interessi che dice: se faccio sto gesto piglio un mucchio di voti, capisci? Il politico è degenerato, credo che abbia non tutti, ma la politica, lasciami dire in generale, la politica è degenerata, non riesce più a produrre neuroni, produce solo epatociti, cellule cerebrali pochissime. Prego Eugenio, del titolo del libro. Volevo spiegarti quello perché volevo fare una proposta, ho trovato la soluzione ai nostri problemi, perché se tu vai a vedere gli 80 euro dati delle elezioni europee, adesso questo tesoretto da 1,5 miliardi a ridosso delle elezioni regionali, se facciamo un'elezione al mese abbiamo risolto tutti i nostri problemi, no? Certo. Appunto Renzi deve sborsare ogni volta per comprarsi i voti della gente. Il titolo nasce, è una considerazione, cioè ecco a voi cos'è la sinistra italiana, cosa è stata, da dove è nata, cosa ha fatto in tutti questi anni. È bello, è un po',
Dicevi Simone, perdonami. No, interessante, molto bello. Luciano lo diceva. Perdonami Luciano. No? Sì, e no, quindi è un po', come dire, noi raccontiamo quali sono i lati oscuri della sinistra italiana, insomma, chi sono veramente i leader che hanno occupato la scena politica nazionale. Eugenio, c'è un altro rischio grave. Te lo dico in modo molto breve, perché è il mio mestiere. Ridurre le funzioni e i servizi e i finanziamenti vuol dire abbattere l'efficienza e l'efficacia del sistema sanitario lombardo, veneto, emiliano, toscano, che sono quelli che danno fastidio agli altri, che fanno buchi nel bilancio perché devono accontentare i clienti. Allora il concetto però è questo, che quando abbatti queste funzioni, il cittadino, piuttosto di morire, preferisce la sanità privata e pagare di tasca sua. È un interessante elemento pensare che dal centro-sud, andando verso il sud ovviamente, e le isole che possiede questo paese, già oggi ci sono i cittadini in questi territori che pagano per il 20%, Censis recentissimo, per il 20% le prestazioni di tasca propria. Sono 3 le ragioni, ma non vorrei andare nel dettaglio. Questo cosa vuol dire? Che tu hai per la sanità un tesoro di edifici, di funzioni e di quant'altro che hai pagato per una vita, per arrivare all'anzianità e probabilmente incontrare disgraziatamente prima o poi un sistema di cronicità, perché questo è il discorso. Se tu hai pagato per tutta la vita, da giovane fino a quando diventi vecchietto abbastanza per aver bisogno della sanità, e improvvisamente i 110 miliardi destinati al sistema sanitario universalistico diventano 32, hai capito bene che hai fatto saltare un contratto, hai fatto saltare l'articolo 32 della Costituzione che parla, ma tanto loro non si curano, che parla della tutela della salute pubblica. Quindi si trova una classe che ha pagato le tasse per costruire un sistema sanitario che sarà poi l'utilità del sistema privato. E ha privato il cittadino, quello povero, quello che non ha i soldi per pagare, di una sanità come quella lombarda, che solo 4 anni fa era classificata fra le prime sanità mondiali. C'è un lavoro fatto da un ministro tedesco della Baviera Brandeburgo che ha fatto dei confronti, si è servito anche di contributi di rilievo nell'ambito sanitario molto accreditato, e ha detto che il nostro sistema lombardo è un sistema ancora buono nonostante i graffi. Quindi io credo che se si manda a casa qualcuno, forse riusciamo ancora a salvare quello che è il patrimonio dell'umanità lombarda. Poi... Dell'umanità lombarda. Io volevo fare un ultimo appunto, nel senso, a parte trovarmi d'accordo su quello che ha detto Luciano, il discorso sanità dipende non solo da tagli ma anche da sprechi. Nel senso, certo. Simone, tu lo sai benissimo, certo. Io mi sono occupato anche di federalismo fiscale, ci siamo occupati anche di federalismo fiscale applicato alla sanità, quindi quelli che erano i costi standard, i fabbisogni standard, certo. I livelli essenziali di assistenza. E noi quando siamo andati a vedere le realtà italiane, c'erano delle cose spaventose, c'erano la famosa siringa che costa €1 a Milano e 8 a Catanzaro, e quindi ti rendi conto molto bene di quali sono le differenze del nostro paese, di come non ci sia la volontà. Ma che questo sia un paese a più velocità non c'era bisogno. C'è la volontà di comprare i costi con i costi impropri delle regioni che fanno i buchi. La Lega, quando era al governo, insieme a Berlusconi, ha fatto diversi decreti per stabilire dei costi standard. Poi c'è stato poi c'è stata la realizzazione di Napolitano di buttare giù Berlusconi, e Monti, una volta Chigi, non ha emesso i decreti attuativi, e quindi insomma eccolo lì che 3 anni di lavoro su costi standard, federalismo, sono andati in fumo. Eugenio, apro e chiudo una parentesi io, però è una mia opinione personale, che è che comunque il federalismo fiscale
andava applicato, visto che nessuno nasce imparato, come si dice, la possibilità di fare delle sperimentazioni. Si sceglievano 3 province, una al sud, una al centro e una al nord, e per 2 anni si decidevano quale quota di IRPEF, di IVA, di giochi, dai tabacchi, tutto si lasciava sul Hai imparato territorio. bene a lavorare nella sanità. E vediamo come Si fa funziona. sempre Io ero sicuro che sperimentazioni. dopo 2 anni il resto del paese andava a chiedere la carta d'identità al comune residente. Sono dove c'era il d'accordo, federalismo fiscale. sono d'accordo. Eugenio, io ti devo salutare, ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, faccio un grosso in bocca al lupo a te, naturalmente ai tuoi colleghi, per il libro Questa è la sinistra italiana. Editrice? Casa editrice, Eugenio? Eclettica. Ecco. Complimenti Eugenio, sai cosa stavo pensando? Che mi piacerebbe averti come conduttore in un dibattito in cui si parla della sanità, dei costi standard e quant'altro, perché noi abbiamo delle idee ben chiare sui costi standard, che già diciamo da 6 anni. Non c'è da fare la matematica di, come si chiama, Archimede pitagorico. È una cosa, il costo standard medio nella sanità è 1.730 euro, dimostrato dalle regioni che sono state valide, in cui c'è metà diciamo dei rossi e metà dei governi verdi anche, no? Quindi il costo standard era una roba che era lì sulla carta, perché quando il cittadino spende mediamente, sono 20 milioni, meno di 1.730 euro, Lombardia è 1.430 oggi, anche perché ha dovuto fare dei tagli, sarebbe stata a 1.600, hai capito? E quindi capisci, il costo standard è semplicemente una cosa che non serve a nessuno, a coloro che comprano il voto con i costi impropri che danno ai loro clienti, che si garantiscono a questi signori che vadano al governo perché impediscano la progressione del genere, diciamo, della comunità dei cittadini regionali. Eugenio, insomma, non so. Io ti ringrazio insomma, te per lo spazio, ringrazio Luciano per il confronto e per l'invito che accetto ovviamente. Certo, l'invito è lanciato. Diamoci da fare su E l'invito mio è lanciato, che magari ci sentiamo fra un mese, mi dici com'è andata con il libro, chissà che magari non dia anche questo libro una spallata e ci liberiamo magari di questo governo che oggettivamente fa cose. La spallata devono darla più in alto. Lo so. Eugenio, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, ciao. Stai con noi, ascoltati un po' di Birth Earth e John Bonamassa e Radar Goblin, che è una cover di Etta Ma James. gli hai fatto sentire Chet Baker prima? Chet Baker l'ha sentito, Ah, sì, ecco. sì. E noi torniamo fra veramente 3 minuti. Arrivederci.